Appuntamenti in agenda per giovedì 27 novembre. Villa Durazzo Santa Margherita Ligure ospita la prima edizione del Portofino Coast Forum, iniziativa dedicata ai professionisti del turismo e dell'accoglienza. Dalle 9 alle 17 il programma si articolerà in due aree: il workshop, spazio dedicato al confronto operativo, e la sala formazione, dove i partecipanti condivideranno visioni e progettualità. Al Museo Archeologico Nazionale di Chiavari torna Visti da Vicino, iniziativa che permette di osservare da vicino i reperti solitamente conservati nei depositi. L'evento inizia alle 15, prenotazione necessaria. La giustizia che ci attende, quale tutela per il lavoro, è il titolo dell'incontro che si svolgerà alle ore 15:30 nell'Auditorium Campodonico a Lavagna. Intervengono Marcello Basilico, consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, e Barbara Storace, avvocato del Collegio Legale Nazionale Inca CGL. Modera Simona Nieddu, responsabile CGL Tiguglio e Golfo Paradiso. Alle 15:30 al centro di aggregazione dell'anziana Camogli ospita la conferenza dal titolo Contessa Lara Evelina Cattermole 1849-1896. Relatrice la docente universitaria di critica artistica Maurizia Migliorini, che analizzerà il caso di femminicidio tra emancipazione, arte e riviste. Ultimo appuntamento di novembre con Fantasticamente, letture per bambini e famiglie. L'evento si tiene alle 17 nella Biblioteca del Mare di Riva a Sestri Levante. Prosegue a Genova la rassegna Testimonianze e Ricercazioni. Alle 18 al Celso Istituto di Studi Orientali, incontro gratuito con Natsuko Kono e Emanuela Patella, dedicato alle pratiche corporee e spirituali del No e Buto. A seguire alle 20:30 al Teatro Acropolis la compagnia Abbondanza Bertoni presenta Le fumatrici di pecore. Un dialogo a più voci con Alice Canale, autrice del romanzo Due anime, Antonio Chiacchio e Paolo Giorcelli sul tema dello stress emotivo e dello sviluppo di atteggiamenti resilienti. L'incontro si terrà alle ore 18:30 nella Sala Bo di Palazzo Fasce a Sestri Levante. La partecipazione è gratuita. Al Villaggio del Ragazzo a Cogorno va in scena una festa ex straordinaria. L'evento inizia alle 19 con la messa, seguita alle 19:45 dalla presentazione delle novità per il 2026. La cena conviviale è prevista alle 20:15 e sarà accompagnata da musica dal vivo, un'occasione per ex allievi, dipendenti e simpatizzanti di ritrovarsi. La commedia Signor Todero Brontolon di Carlo Goldoni arriva in scena sul palcoscenico del Teatro Ivo Chiesa di Genova. La regia è di Paolo Valerio, appuntamento alle ore 19:30. Penultimo appuntamento a Genova per la nona edizione della stagione musicale La Voce e il Tempo. Alle 21 a Palazzo Tursi si terrà il concerto Doland incontra Marenzio con Vera Marenco, soprano, e Giuliano Lucini e Massimo Leonardo ai liuti.